Amici bellini, video leggero. Oggi ho aspettato come al solito per la conferenza stampa, per poter fare, perché va bene i sorteggi e tutto, ma domani c'è l'Empoli, quindi cominciamo. Come si vede senza le luci un po' che mi sparano in faccia, un po' strano, vabbè, non ha importanza. Allora, dubbio giustificabile. Benvenuto sul canale, benvenuti a tutti. Lo so, voi già ne avete parlato tra di voi sicuramente. Lasciate un like per l'Eintracht Francoforte, che tra l'altro mi permetto, Nostradamus, non indovini. No, guardate un attimo. Ok, se chi vi sentite, perché capito, c'è quella sensazione, è asciutto Paris Saint-Germain, e infatti il 53% dei votanti hanno detto sicuro esce il Paris Saint-Germain. Poi ci sono le tre tedesche, Dortmund, Francoforte e Lipsia. Io ho votato il Francoforte per un motivo, non l'ho votato io, ho detto guarda questi simboletti, quale credi che esce? È uscita quella. Perché? Perché i simboletti sono questi qua. Io poi queste sono le altre due infatti lo dobbiamo vedere cosa si. Ecco qua, io ho fatto vedere queste. È stato preso il chicken, il polletto putrefatto del Francoforte, che comunque è una squadra che ricordiamo l'anno scorso l'Europa League, e va bene tutto. Eh sì, e quindi se noi andiamo a vedere anche il sondaggio che avevo preventivato quando insomma si parlava di questi sorteggi, metà del campione si aspettava il Paris Saint-Germain. Per fortuna non è stata così, e quindi andiamo a vedere un po' di cosa si tratta per commentarlo così velocemente. Ovviamente vediamo un pochino. È chiaro che si parla di soddisfazione, si parla di un po' di soddisfazione italiana, perché abbiamo evitato un paio di trappole pesanti, e da questo sorteggio ovviamente spiccano delle partite importanti. Andranno fuori una tra Liverpool e Real Madrid subito, andranno fuori una tra Borussia Dortmund e Chelsea subito, e poi il partitone Bayern di Monaco Paris Saint-Germain, che era una di quelle previste dalle statistiche, dalle percentuali. E quindi poi all'Inter toccherà il Porto, che mi sembra una delle migliori che potessero uscire. Al Milan il Tottenham, che non è facilissima, io non so, insomma, è chiaro, si può fare. E poi quando Club Brugge Benfica e insomma vabbè, il Manchester City con l'Ipsia non ci dovrebbero essere problemi, però Club Brugge e poi il Napoli. Al Napoli tocca l'Eintracht Francoforte, e io mi permetto di sottolineare che ancora una volta il Napoli dovrà andare in Germania, e mi raccomando Napoli, perché la Germania è piena di napoletani, ci sono community napoletane, abbiamo amici, anche i nostri abbonati, tantissimi della Germania. Bisogna far bella figura, bisogna assolutamente azzannare. Non dobbiamo però pensare che sia facile, dobbiamo ricordarci, pare l'abbia detto anche Spalletti, che non parla in conferenza. Già capito, è successo anche col Sassuolo, se non sbaglio. Speriamo che porti bene a questo punto non fare la conferenza, e azzardiamo noi delle ipotesi di formazione tra poco alla fine del video. Però evidentemente non c'era tempo, e non c'era tempo nemmeno di mandare qualche dirigente. Io non lo so, non l'ho visto, ho visto le facce dei dirigenti dell'Eintracht Francoforte, mi hanno raccontato di interviste a Baresi, a Zanetti, non so, Nedved, insomma. Sì, perché Nedved, giustamente, per completezza facciamo vedere anche qua, mamma mia che partita che c'è là, mamma mia. E questa è l'Europa League dove alla Juventus va bene con il Nantes, e poi spicca Roma con Salisburgo, che carta conosciuta, ma spicca questo Barcellona Manchester United, che veramente sembra già una finale di Champions. Quindi questa poteva essere, sarebbe potuta essere una finale di Europa League, ma una andrà fuori, e quindi questa è la situazione. Poi la Lazio prende il Cluj, e la Fiorentina in Conference, entrambe. La Fiorentina c'è uno Sporting, ma insomma non perché vogliamo discreditare, ma noi dobbiamo pensare ai fatti nostri. Quindi noi con calma, sappiamo che l'Eintracht Europa League arrivano fino alla fine, detentrici, e quindi attenzione.
attenzione, però è un Napoli che quest'anno attenzione al Ranger, attenzione all'Ajax, attenzione al Liverpool e attenzione io la vedo così, e attenzione anche all'Eintracht Francoforte. Poteva andare meglio, poteva andarci molto peggio, e quindi prendiamocela come deve venire, cioè che tutti gli avversari vanno rispettati e vanno azzannati con la nostra freschezza, con la nostra disinvoltura, con la concentrazione, senza essere euforici e pazzi. Non siamo così, quest'anno siamo belli concentrati e quindi affronteremo sicuramente anche questa sfida in un certo modo, quindi ci possiamo ritenere soddisfatti, ma Empoli, perché ragazzi, facendo un leggero recap di quello che è successo anche ieri, io ho potuto guardare i due derby. Il derby di Roma è stato di una noia clamorosa. Devo dirvi la verità, tra l'altro per sfizio ve lo voglio far vedere perché stava girando gli XG del derby di Roma, mamma mia. E mamma mia, è che veramente poca roba. E io ho visto una Lazio che lascia il pallino alla Roma, una Roma che palleggia un pochino, alla fine portano a casa il possesso palla, ma non sono mai pericolosi. Il gol della Lazio arriva su un orrore di Bagnez, e così finisce questo derby, mentre quello d'Italia, il derby d'Italia, è un po' più avvincente anche per il periodo che le due squadre stanno affrontando. Partita sostanzialmente equilibrata, l'Inter si mangia un paio di occasioni, la Juve invece è un po' più cinica in questo caso e se la porta a casa. Rabiot sta facendo improvvisamente vedere i prezzi di cui si parlava all'epoca, e quindi adesso la Juve non va considerata fuori dalla zona delle 4, che sappiamo, alla fine lo sapevamo prima, avrebbero ritrovato anche gli infortunati e adesso stanno dimostrando una certa solidità, quindi attenzione, un pareggio tra le due sarebbe stato più auspicabile, però questo è l'anno in cui il Napoli non deve fregarsene proprio, e questa è la mia considerazione finale a margine, dopo aver visto tutte le sorelle, tutte le competitor. Il Napoli, se mi dà la dimostrazione che con l'Empoli non c'è problema e non si inciampa, e con l'Udinese si fa quello che si deve fare, dietro affannatevi, toglietevi punti a vicenda, perché a me non interessa. Lo so che voi state pensando, noi con gli scontri diretti 4 vittorie fuori casa, senza dubbio, ottimo, perfetto, era quello che si doveva fare, non si poteva chiedere di più, però è con le piccole che io devo vedere quel Napoli che azzanna e che non si interessa di quello che succede dietro. Poi qualcuno può scivolare, può inciampare. Se il Napoli veramente decide quest'anno di approfittare di un campionato così e così, io continuo a definirlo un campionato scarso, perché vediamo le squadre di punta che fanno fatica e non dimostrano un gran gioco, e non dimostrano anche i passaggi semplici. Io vedo gente che non riesce a mettere 2 passaggi in croce, ma con l'Empoli che è una squadra che diciamo sempre molto tecnica, che gioca a pallone, tutte le cose che ci avrebbe detto Spalletti, attenzione, perché sappiamo che Kvara non ha recuperato, sappiamo che c'è un nuovo infortunio per Sirigu, ma questo non avrebbe cambiato niente, quindi confermiamo Meret, indoviniamo, confermiamo Di Lorenzo. Qui, solita storia, si può ipotizzare un Østigård che dà un po' di fiato a un JJ o a un Kim. Io non credo che Spalletti rinunci a Kim e faccia giocare JJ e Østigård, quindi qui il ballottaggio resta importante, forse JJ secondo me ancora in vantaggio, e qui potremmo rivedere, sarebbe anche logico, un Mario Rui, quindi un po' più di qualità, perché l'Empoli non si può dire la squadra super fisica, sicuramente avranno dei giocatori all'altezza, però qua un po' più di qualità per andare a far gol e andare a far male. Confermiamo Lobotka che è ancora in forma. Anghissà, discorso Anghissà, lo vogliamo far giocare per fargli ritrovare la forma oppure lo vogliamo far sedere in panchina? Non lo so, bisogna fare l'ultimo sforzo. Io lo immagino ancora titolare, Zielinski anche, quindi immagino ancora il centrocampo vero e proprio, e qui ci sarà da discutere, perché potrebbe, in questo caso, visto che c'è meno bisogno di quella fisicità, potremmo anche vedere Raspadori subito al posto di Elmas. Qui sarebbe anche carino dare una conferma a Elmas, che comunque è stato protagonista della partita con quel gol che poi risulta decisivo, e qui rimettiamo Politano al posto di Lozano per una logica di alternanza. Qui ci mettiamo sempre
Simeone titolare, perché sapete come funziona, e dobbiamo stare molto attenti all'Empoli, perché io voglio vedere un Napoli che azzanna, che mantiene questo meritato distacco che si sta accumulando in avanti, e poi piano piano, senza, ci godiamo il percorso così come viene e non senza alcun biasimo, ci facciamo il nostro campionatuccio, poi senza dover uscire dalla Coppa per poi dopo concentrarsi sul campionato, continuare in Coppa per essere più contenti che tutta la squadra è coinvolta, più minutaggio per tutti, non è una frase politica ma è una frase vera e propria, e si va avanti, e la consapevolezza di una forza intrinseca di questi giocatori giovani che devono fare queste esperienze, perché adesso noi sì, è facile il sorteggio, sì, però non siamo abituatissimi alle partite andate e ritorno dove non devi nemmeno più considerare i gol in trasferta, sono partite quasi secche, però se c'hai un gol di vantaggio potresti fare dei discorsi, sono tutte novità che non vediamo l'ora di vedere con Spalletti e con il nostro Napoli da New York. Valerio Fluido è tutto, fate le cose belline, avete visto il sorteggio, penso che siete tutti soddisfatti. Qualcuno di voi voleva veramente il Paris Saint-Germain? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.